Andrea Stavelli 40358, Manuel Tagliatori 405 e 65 e Davide Cattoli 415 e 98. E intanto è partita anche la serie con i migliori accrediti, abbiamo subito Giovanni Crossi là davanti a Pietro Arese, Yasmin, Abdelhakim e Yasmin. Gara che è lanciata di 3,45 al chilometro, 3,45 al tempo finale. È vantaggio sotto minuto al 400, quindi l'Epre sta facendo assolutamente il suo lavoro del Crossi davanti a Arese. E vediamo anche nelle prime posizioni Abdelhakim e la Loya. E vediamo la fila che si va ad allungare. Anche Margetta, Gritti anche nelle prime posizioni, vediamo. Avrei avuto il passaggio agli 800 metri. Perché era stato in ultimo, era stato Vantaggio regolare anche agli 800 metri, sempre per Arese, si porta dietro alla Lepre Crossi anche Abdelhakim e Yasmin. E vediamo a seguire anche il Federico Maglione. Danilo, ma Danilo. 2,29 il passaggio che ha detto ufficioso ai 1000 metri, finisce qui il lavoro della Lepre Crossi. E vediamo anche Maione e Gritti all'inizio momento, effettivamente in terza e quarta posizione. Adesso è proprio Elliasmine che va a dare il calcio è piccolino da 50 a Pietro Arese. Vediamo dunque quando chiude la gara, sotto qui 200 metri, intanto le retrovie, Gritti prova a guadagnare qualche metro, sulla lui anche Federico Maglione. Maglione che prova a insegnare la terza posizione. E intanto vediamo che Arese prova a farsi vedere negli specchietti di Yasmin. Retiro finale, a segnare con un grosso applauso ultimi 100 metri e Yasmin Arese. E che Arese sotto finisce una volata, finisce la lavoro meglio e dovrebbe essere proprio Yasmin. Vedi Martina, gli ultimi 50 metri.